Sono stati 3 giorni e mezzo straordinari, siamo quasi ovviamente in chiusura, avevamo un alleato importantissimo che era il meteo, ma avevamo anche una bellissima organizzazione, 110 gli stand, 2000 i volontari, le persone coinvolte a lavorare in questa manifestazione. È stata una manifestazione molto partecipata, la pianta era più larga, quindi per fortuna ben distribuita, ci sono state code ma non accalcamenti, non ci sono stati episodi particolari insomma da rilevare. È stata una festa importante perché si è avuto modo di raccontare la straordinarietà del nostro territorio, l'identità, i valori. Oggi abbiamo presentato delle eccellenze a livello culturale, imprenditoriale e vitivinicolo, è l'occasione per raccontare sì da un lato le straordinarietà che possiamo portare in tavola quotidianamente, quindi le eccellenze gastronomiche, ma dall'altro anche le straordinarie persone che stanno dietro questi prodotti. Il prossimo anno saranno 30 anni di Fruit Dog, quindi è una bella sfida da affrontare, una sfida che punta a mantenere tradizione ma a abbinarci l'innovazione, quindi vi aspettiamo il secondo weekend di settembre 2024 per i 30 anni.